Amici sportivi appassionati di calcio a 5 collegati dallo stadio, scusate, dal campo del Trinacria, 0-0 per il momento tra Resultana Salernitana e Pema Calcio a 5, partita iniziata con un po' di anticipo e di conseguenza con un po' di ritardo da parte nostra. Adesso procederemo con anche con la ricondivisione del link. Ovviamente attendiamo anche il benestare da parte della coppia di direttori di gara, che ovviamente dovranno attendere la prima occasione disponibile per consentirci di operare al meglio, naturalmente in piena condivisione, in piena collaborazione. Parziale di 0-0, ma occhio a questo calcio di punizione. Sul pallone c'è Giovanni Tuzzolino. Ricordo che il Palermo è reduce dal pareggio per 4 reti a testa contro il Cus. Poi intanto c'è lo schema, da Ricca però non riesce a essere servito. Arriva però sul pallone ancora Tuzzolino, sul fondo Lupo non arriva, si riparte dal fondo. Si riparte con il Resultana dall'altra parte, cercato ma non trovato Annolino, allora si continua. Ovviamente vogliamo rassicurare chi ci sta guardando in diretta, non è ovviamente questa, non sarà ovviamente questa la prospettiva definitiva per assistere all'incontro. Intanto Tuzzolino se la porta dietro con la suola, viene fermato e riesce ad uscire anche bene, palla al piede. La squadra in maglia blu che qui però perde palla. Lupo per Daricca. Daricca prova a passare, ancora la tiene Lupo. Daricca che qui ha segnato il suo primo gol stagionale in Coppa nella gara vinta dai padroni di casa per 3-2, gara che di fatto ha complicato pesantemente la corsa dei rosa in Coppa, visto che c'è un punto in 2 partite fin qui in cascina e tra le altre cose c'è da giocare l'ultima partita sempre in casa contro il Mistral Carini. Sicuramente non un impegno agevole per i rosa. Intanto c'è un giocatore a terra, si tratta di Vincenzo Daricca, colpito involontariamente da un avversario. Si rialza il numero 21 in maglia rosa. E Lupo che restituisce agli avversari, nello specifico ad Annolino. Altre cose, il Resultana di recente oltre ad aver perso la gara contro il Mistral Carini, che di fatto ha consegnato l'accesso al prossimo turno della Coppa alla squadra di Mister Giacalone, Resultana che ha perso uno dei suoi elementi più importanti, ovvero sia Barcellona, approdato al Cus Palermo sempre in Serie C1, stesso girone. Ovviamente il girone ha una squadra molto ambiziosa, proprio a giudicare da quelle che sono anche i movimenti di mercato della squadra allenata da Alfonso Miosi. Intanto qui c'è un cambio rimessa e c'è anche un cambio in campo, perché entra Sgarlata al posto di Tuzzolino. Qui Daricca, Rizzuto, Sgarlata, primo pallone della sua partita, riesce a girarsi, riesce anche a tenere palla e anche a resistere alla carica. Daricca da ultimo uomo prova a passare, c'è una sgomitata, c'è un fallo, sgomitata involontaria, ma tale è anche a giudizio del direttore di gara. Calcio di punizione in favore tanto la punizione viene battuta con il giro palla che ricomincia alla retrovia, in particolare da Rizzuto. Lupo è tentato, si prepara Marco Marretta che ha dovuto saltare per causa di forza maggiore la gara di Coppa contro il Cus. Intanto attenzione ad Annolino fermato, c'è un altro fischio
favore del Palermo. Prova a ripartire ancora il Resuttana, chiude Vincenzo Rizzuto. Qui D'Aricca riesce a passare, D'Aricca ha coperto col portiere, D'Aricca attende l'arrivo di Sgarlata che si divora il gol dell'1-0, occasione gigantesca per Vincenzo Sgarlata che la spreca. Qui altruista D'Aricca non è riuscito però a trasformare in oro il suo assist. Che prova ancora a ripartire il Palermo, non ci riesce però. Lupo incrocia col sinistro, la palla esce. Dai Ale, dai Ale. Pasta che appena entrato in campo il capitano del Resuttana San Lorenzo. Qui intanto conclusione respinta dallo buio proprio di Max Pasta. La C. Mister deve chiamare time out. Mister deve chiamare time out. Giro palla con Alessandro Annolino, giocatore decisivo con 2 reti nella gara di Coppa, ricordo vinta 3-2 dal Resuttana, e che di fatto mantiene aperte le opzioni, le chance di passaggio del turno per la squadra in maglia blu. Pasta. Poi ancora la palla per Pasta, l'appoggio ad Annolino, ora giro palla che prosegue con il numero 10 che è costretto ad affrettare la conclusione. Lo buio difende bene l'area e mette subito in movimento Andrea Lupo, contrasto regolare secondo il direttore di gara. Fin qui nessun fallo commesso dal Palermo. Intanto Annolino opposto a Marretta che allunga il tackle come di consueto. Intanto debutta in partita anche Russo e qui la conclusione deviata sul suo palo dallo buio. Angolo per il Resuttana. Intanto la palla dentro, la chiusura ancora di Marretta. Russo, c'è un giocatore a terra, allora ferma tutto il direttore di gara perché Russo ha messo la palla fuori. Riprende il gioco. Diciamo che primo tempo Pollo buio rimette in gioco la palla, innesto importantissimo per il Palermo dal punto di vista dell'esperienza, della qualità e dell'abilità nel ruolo. D'Aricca prova a passare in mezzo a 2, accelera D'Aricca in area, D'Aricca la respinta di Francesco Barcellona. Intanto c'è la munizione e c'è anche un fallo cumulativo per il Resuttana, che è anche il quinto fallo commesso dalla squadra di casa, che di fatto ha metà frazione per resistere senza commettere il fallo che sarebbe da tiro libero, e di tempo ce n'è veramente tanto. Vedremo anche come cambierà il metro arbitrale, cosa che accade sempre in casi di questo genere. 5 falli a 0 il punteggio per quanto riguarda appunto gli interventi disciplinari. L'angolo battuto, ma ci deve essere prima il fischio
da Ricca che cerca il cuore dell'area, trova Sgarlata, c'è stata la deviazione però un giocatore del Resultana Massimo, gioca! Marretta, intanto da rivedere, da rettificare il punto Massimo! di battuta con Sgarlata che gioca indietro per Marretta. Signore però! Con adesso Marretta. È sempre a terra, Poi guarda. ancora un contatto, poi il fallo c'è. Ma cade ogni minuto, cade! Il fallo c'è, tiro libero guadagnato da Vincenzo da Ricca. Vai Ciccio, vai sì. Fra! E c'è Russo sul punto di battuta. Russo contro Francesco Barcellona. È rientrato anche Tuzzolino, ma la palla ce l'ha Russo. Concentrazione dell'under del pivot rosanero. Il fischio, la battuta di Russo blocca Barcellona. Si rimane sullo 0-0 con l'occasione sfumata. Anche nella gara di Coppa il Palermo fallì con Fofò Adami un tiro libero, in quel caso però il risultato era diverso, era di 2, anzi era di 1-1. Poi nel secondo tempo di fatto il Resultana portò a casa la vittoria. Annolino col destro che si perde sul fondo. - 18 minuti sul cronometro, il cronometro che voi per il momento non vedete, ma lo metteremo in funzione proprio in vista del secondo tempo. Sgarlata intanto resiste, poi lo scarico indietro, Russo la tiene in mezzo a 3, ancora Sgarlata, prova a girarla, non ci riesce ma si arriva comunque da Marco Marretta. Tuzzolino prova a passare su Annolino, poi Marretta cerca l'imbucata in profondità ma viene fermato, guadagna però fallo laterale il capitano del Palermo, calcio a 5. Russo la tiene, poi la perde, Pasta, si ricomincia da Barcellona, protagonista con questo tiro libero parato a Russo. Pasta, l'ultimo uomo riesce ad uscire dalla situazione complicata, poi l'arbitro fischia la trattenuta di Russo, fallo ingenuo commesso. Lei l'ho visto in televisione l'altra volta da Vito, aspetta, da Amato, vero? Da Amato. Non mi ricordo. Annolino intanto. Russo, Pasta fermato, rimessa per Sgarlata, quindi per il Palermo calcio a 5. Marretta in avanti, Russo fermato, allora si proietta in avanti il Palermo calcio a 5 che sta creando qualcosa in più per cercare di sbloccare la partita. Resultana che si affida più che altro alle giocate dei suoi interpreti. Qui Tuzzolino che impegna Barcellona. L'angolo battuto da Sgarlata su Marretta. Tuzzolino cerca ancora Sgarlata, non controlla bene anche dopo una deviazione di cui non si è accorto, perché ovviamente in quel caso avrebbe lasciato sfilare la palla oltre la linea laterale. Invece la palla ce l'ha il Resultana con il solito Annolino che cerca di dare ritmo, vince anche un contrasto, Annolino si defila, Annolino poi scarica indietro a Pasta, ancora attacco vivo per il Resultana con il tiro deviato, prova ad arrivare Russo, Russo resiste ad una carica, Russo da solo in mezzo a 2, calcia su Pasta, calcio d'angolo.
Ale il 30, Ale il 30! Puzzolino, Marretta, Puzzolino, ancora per Sgarlata, fermato, l'attenzione alla ripartenza tentata dal Resuttana, con Sgarlata che però arpiona il pallone e riesce a ripartire. 3 contro 2 per il Palermo. Marretta indietro, Russo, ancora Barcellona, poi sempre Russo con la punta, ancora Barcellona, insiste Russo, tiro deviato, Sgarlata si accontenta del fallo laterale. Triplo intervento miracoloso da parte di Francesco Barcellona per ancora Sgarlata, spalla alla porta, riesce a scaricare Russo, ancora Barcellona che poi va a calciare lontano ma non trova compagni. In piena transagonistica il numero 1 del Resuttana, Tuzzolino se la porta sul destro e viene fermato. L'attenzione alla ripartenza del Resuttana con la palla per Pasta, troppo lunga. Tanto si prepara anche Adami nella panchina del Palermo. Russo non riesce a tenerla, non arriva Sgarlata sul secondo, allora c'è una palla persa. Gira palla il Resuttana con un fallo laterale però guadagnato dal Palermo. Marretta, Rizzuto, Marretta fa passare su Russo che non riesce però a tenerla, allora guadagna un fallo laterale il Resuttana. Pasta, ancora movimento del pallone, qui saltato Russo, il tiro sul quale c'è Paolo Lobuglio, il quale non ha fretta a rimettere in gioco su Marretta, poi Rizzuto. Adami, eccolo il primo pallone della sua partita, Adami che ha saltato la gara contro il Cus. Rizzuto cerca Adami, lo trova, poi Michalizzi a contrasto, fallo di Adami e calcio di punizione, secondo fallo commesso dal Palermo. Questo calcio di punizione per il Resuttana con il tiro sporcato sta per diventare buono per Michalizzi, il quale torna sul pallone, ancora ricomincia il Resuttana, chiude però Fofò. Adami qui, Adami cerca di arrivare sul pallone, scortato però da Max Pasta. Eccolo qua, il capitano pressato da Tuzzolino riesce a difendere, a servire Michalizzi, stoppa tutto Marco Marretta. Ancora muove il pallone dalle retrovie il Resuttana, però colto in controtempo qui il compagno. Altra azione che sfuma, torna da Ricca e Adami insieme. Eccolo da Ricca per Adami. Poi attenzione alla corsa ancora di Daricca. La palla che esce di nulla. Questa giocata forse involontaria da parte di Vincenzo Daricca. Altra ghiottissima occasione per il Palermo calcio a 5. Poi recupera palla con Adami. Vediamo il 10. Adami destro. Respinge ancora Barcellona che si sta esaltando sugli attacchi dei rosanero. Intanto attenzione dall'altra parte, c'è il gol da parte di Pasta. Si sblocca la gara in maniera accidentale per il Resuttana. Segna il capitano della squadra di casa 1-0 dopo almeno 6-7 occasioni, tiro libero compreso. Sorride senza dubbio la buona sorte la squadra di Annolino, che riparte dal parziale di vantaggio, 26 sul cronometro. Non ci sono per il momento time out chiamati dalle due panchine, quindi per il momento si gioca per altri 4 minuti, anzi qualcosa in meno, più eventuale recupero accordato dai due arbitri. Pasta, ricordiamo che in bonus il Resuttano, ogni fallo manda al tiro libero il Palermo, finora ce n'è stato uno fallito da Russo.
Intanto tiro deviato, doppia deviazione, Marretta recupera, Marretta con un insolito numero 9, mentre qui da Ricca prova a recuperare, allontana Michalizzi sui piedi di Adamo. Tuzzolini per da Ricca che non aggancia. Non è tua, fallo battere loro. La giocata su Michalizzi. Lo scambio ancora favorisce il numero 4, viene incontro a ricevere Max Pasta. Fin qui suo il gol, l'unico della partita, ma anche quello che sta decidendo la gara. Time out chiesto da Mister Lo Piccolo. 1-0 Resuttana San Lorenzo. Time out finito per le due panchine. Ci ha voluto parlare su Mister Lo Piccolo, che chiaramente voleva anche restituire vigore mentale alla sua squadra dopo il beffardo gol dell'1-0. Adami resiste a Michalizzi, poi fermato da Annolino. Finale di frazione a tutta sicuramente per le due squadre. Ricordo Palermo che arriva a questa gara dalla rinfrancante vittoria, fin qui l'unica di questo inizio di stagione, contro l'Isola Calcio a 5, vittoria rotonda con Vincenzo Da Ricca protagonista con un poker. Eccolo Da Ricca, intanto servito da Lupo in profondità. Da Ricca incrocia fuori di un soffio, anche sfortunato adesso Vincenzo Da Ricca. E adesso le occasioni iniziano a non contarsi più per il Palermo Calcio a 5. Da Ricca recupera palla, scivola però, e allora fallo laterale per la squadra guidata da Annolino. Eccolo qui intanto Alessandro Annolino, dei figli del mister. Intanto la palla non viaggia a sufficienza, viene persa. E padroni di casa, ci avviciniamo allo scadere del primo tempo. Il fallo laterale per il Resuttana, che qui va in sortita offensiva. Annolino se la porta sul sinistro, calcia, colpisce Lupo, che intanto è subentrato a Marretta per questo finale, perché intenta una soluzione anche diversa, un giocatore più pericoloso anche al tiro da fuori. Michalizzi, Annolino continua a farla girare, c'è il pressing alto del Palermo anche sul numero 10 avversario, che qui è costretto a buttare via il pallone. Non è una grande scelta, a dire la verità. Da Ricca gioca alto il Resuttana, non consente un giro palla fluido al Palermo. Qui Adami prova ad imbeccare Lupo, ma il passaggio esce male dal suo piede. Allora Resuttana che prova con Annolino, fermato da Adami, fallo laterale. Muove palla il Resuttana dalle retrovie con il tocco che poi è sbagliato e favorisce Tuzzolino. Prova a passare Tuzzolino, gioco da terra, fallo di Tuzzolino secondo il direttore di gara, una scelta abbastanza strana. Contatto duro da parte di entrambi. Tanto qui attenzione alla palla che arriva da Paolo Lobuglio. Lupo, Tuzzolino, spalla alla porta, scarica ancora. Sempre Andrea Lupo che prova a far viaggiare Da Ricca. Servizio che sarebbe stato fuori misura, per fortuna del Palermo c'è stata una deviazione, quindi fallo laterale.
Secondi finali di questo primo tempo. Conteggio lo vedete, 1-0 per il Resultana. Decide per il momento il tentativo di Max Pasta, che ha trovato una deviazione sulla sua strada. Rousseau, Tuzzolino, finta il destro, poi ricomincia Daricca col dribbling, cerca spazio, ancora serie di finte di Vincenzo Daricca, tutto chiuso, difende bene, compatto il Resultana in questa fase. Daricca fa passare su Tuzzolino, costretto però a sterzare all'indietro, allora ancora Daricca, finta di consegnare, poi adesso suolata per Tuzzolino. Daricca, si muove anche Russo, Daricca prova a passare frontalmente, serie di finte ancora di Daricca, però non c'è luce per il tiro. Daricca ancora, passa sul primo avversario, poi però costretto ancora a tornare sui suoi passi, allora va da Tuzzolino per Daricca che non può arrivare,